mi stanno portando nel boschetto, vogliono incapretarmi. Oh, cosa c'è qua? Qua c'è una chiesa del 1300, c'è segnato di là, qua delle cose abbandonate. Sì, mi portano nel boschetto qua. Bisogna stare attenti. Camper, raddrizzati. Aspetta, dopo la salita qua, perché con tutti i cavalli che ho dopo mi fa lo sgomamento. Dove siamo, Amy? E vai off-road di nuovo. Non mi portano qua a infrattarsi. Ehi, aio. Poi io puntino tutto. Guarda che bello, guarda che belli alberi. Ara che alberi. Voilà. Piove. Bene, io gli ho già fatto il coglionamento al posto, eccoli qua. Vedi quelli che mi dicono: ah, ti porto io in un bel posto. Aspetta che porta anche il cane, è pericolosissimo. Ciccia, andiamo? Dai, ne far Maiani. Hop. Dai che ne far Maiani. Maiani. Ti prendi in braccio? Boom. Ben todos. Buongiorno. Dai che andiamo. Sì, bello anche qua. Guarda cane. No, è troppo alto per guardarlo questo. Vabbè. Dai bionda, devi far pipì, fai pipì. Lemmy! Lemmy! Dove è Lemmy? Cazzo siamo qua? Di qua! Ma è tipo, ok, le secche, tipo di là. Ok, understand, via. Oh, ma io ho fame, vado a mangiare, porca di quella troia. No, bello, guarda che desertation. Cioè qua molli un ruto, lo senti fino in Slovenia. Bello, è che adesso non mi scappa. Pronti, Bau? Vamos! Dai! E dove la faccio passare? Non ho fischiato! Ma se non sono neanche capace di fischiare, che cazzo dici? Hai fischiato adesso? Sono i freni! Non frenare! Ho trovato dei funghi. Vuoi mettere dei funghi? No, insieme no. Perché? Con i peperoni non sta bene. I funghi? No. Mi fregherò, vabbè. Vabbè, ti sei abituato a mangiare. 7-9 minuti? Perché questo in realtà fa di più. 9-10? No, va bene. Vabbè, ma come fai? Ce l'ha Pusik. Dammi una patatina. Ciao. Giù. Quindi oggi abito. Vediamo. Dove abitiamo? Guarda dove abito. Mi pare un cavallo. Quella vacca. Hanno detto qua non si puntina, ecco. Bene, preparation cibo, doppie paste, sughetto, basta. Bene, io vado con il mio piatto vintage, mia forchetta vintage e il bicchiere da Umbra, da Got si dice da noi, dove i vecchi bevono il vino, il Got de vin, una Umbra de vin, un'Umbra di vino.
staccare. Ah. Guarda i zingari tecnologici, uno col telefono, che altro col telefono, che altri col telefono. Non abbiamo più privacy! Non è possibile! Scatenati, c'erano le ragazze. Pollici di suo papà. Aveva dichiarato che lui ha aperto il numero di suo papà, adesso lì. Guarda Barlo. Adesso c'è tanta informazione, no? Quindi qui la guardia è E quindi noi ci congedavamo al 20 settembre, no? Com'è che fa? Ad agosto. Scusa ma non ho capito nana, che hai, mi piace come sei. La compagnia era troppo E che parole non mi ricordo. nessuno. Stai prendendo in giro, guarda che non mi ricordo le parole, però finisce con Ehi. Ciao, stai dal tuo brodo. No, ma io... Vai, vai, vai. Guarda che fa un tonfo adesso. Oh, adesso, su. Tac. Ricordati che cica sei in una bocca. donna sposata. Su. Sai a casa, che sei in camper tutta Prima la schiena. Le sto scacchiando. Eccola. Riesci a svegliare. ti porta veramente in un altro stato. Magnava. Mi agiti? Ma va, no, se devo Cioè fare... io devo suonare con lui che mette la GoPro qua, guarda. Ma sì, perché tutti i cantanti quei fighi, gli ha GoPro attaccata qua, vedi tu qua così. Aspetta che ti Non mi aggi. scorda. Aspetta che... Ma no, non ti scorda niente. Guarda qua. Vedi tu, guarda, ti attacca GoPro qua, Sì. vai. Vedi tu? Dopo gli metti anche qua, come il pappagallo. La pioggia all'ultimo proprio. Cioè è una roba incredibile, tempismo perfetto. Infatti quelli della pioggia hanno fatto un bel lavoro. Adesso camper, non sgomattarmi con la tua potenza qua in salita. Resisti, abbiamo capito che sei potente, stai buono, dai. Non sgomattare, vai e non andargli addosso agli altri, tieni la distanza. Mannaggia. Bello, viene proprio cattiva. Io ho finito l'internet perché di oggi, sai che ho 1 giga al giorno, perché abbiamo guardato dei video, no?
e quindi adesso sto sperimentando il navigatore offline maps.me, che mi sembra molto valido, è la prima volta che lo uso, sembra molto valido, quindi sì, adesso mi aggiornerò le mappe nel tablet e via. Oh, io avrò anche la cordella e l'acceleratore rotta, però occhio, cioè questo è un signor contachilometri, scusa se è poco, porca miseria che roba. E questo ancora più bello, guarda che spettacolo, bellissimo, 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 spettacolissimo, che roba. E mi fa anche il beep quando passi il 50 all'ora, occhio, adesso c'era il Velox, sono rallentato, occhio che fa il beep quando passi il 50. No, aspetta, c'è un Velox, cazzo, Velox, io devo provare il beep, cazzo. Devo provare il bip bip. Devo provare il bip bip. Bip bip. Occhio che fa il bip. Occhio. Proprio figata. E una cosa che mi piace tanto del navigatore offline, il maps.me che ti dicevo, guarda, puoi togliergli lo zoom automatico e viaggiare sempre così, ti decidi tu lo zoom quanto metterlo, è comodo secondo me, cioè che vedi sempre bene quando ci sono lavori in corso, deviazioni eccetera, tu ti ributti nella tua strada. Ecco qua, proviamo l'esperimento, vedi qua, altezza massima 3 metri, io sono 2,80 e il mio amico istruttore di scuola guida ha detto è l'altezza massima del mezzo, se strusci sopra te lo devono ripagare, però io vedo che alla grande, non so rimesso il camper, dai, bene, dai, niente tetto nuovo del camper, però insomma dai, comunque va che bene, so, l'acqua in più dovrebbe esserci anche la 220, cioè incredibile, è aperta, non capisco, sì, incredibile, pensati, pronta l'acqua, wow, stu all'acqua, via, stu all'acqua. Bene, fatto acqua, abbiamo visto c'è il 220, sì, non te lo posso puntinare nel senso che sei tra Portogruaro e Sant'Ostino di Livenza nella statale, no? All'uscita, quasi a Sant'Ostino di Livenza, quindi sì, non è vicino a luoghi di interesse o posti che ti ho puntinato, però per me è comodo. Ma mettono la scritta bebè a bordo, in effetti a bordo c'era la bambina, e poi ti sorpassano in curva come cazzabombardieri. Ecco, ho aggiustato il contachilometri, ora funziona, ah che bello, precisissimo, in linea con quelli là che trovi per strada, perfetto.